Assessore, un incontro oggi con i cittadini, tante le problematiche che sono state evidenziate. Una città che ancora, nonostante tutto, è sempre sporca, in particolare nelle zone più nascoste e quelle periferiche. Sì, noi abbiamo avuto e stiamo avendo un incontro estremamente civile e veramente entusiasmante rispetto al dialogo che riusciamo a realizzare con i cittadini. Posso dirvi una cosa. Ieri è stato aggiudicato il nuovo appalto che consente di superare tantissime criticità. Noi abbiamo l'esigenza per i prossimi 2-3 mesi di riuscire a tirare avanti e abbiamo già programmato tutta una serie di attività per quanto riguarda la pulizia delle strade. Moltissimi possono notare, la gente può notare che già moltissime vie sono state ripulite e scerbate e c'è stato un lavoro molto sofferto e molto pesante. Continueremo così con 18 operai e raggiungeremo nell'arco di pochi mesi tutta la città che sarà interamente scerbata e ripulita. Dopodiché il nuovo sistema consentirà di avere uno spazzamento programmato, preciso, per cui ogni strada si saprà il giorno in cui viene ripulita. Molte delle strade saranno fatte con lo spazzamento meccanizzato, per cui si metteranno i divieti di sosta per 2 ore e sarà uno spazzamento molto puntuale e molto preciso. Cioè le prospettive sono abbastanza buone, ci vuole solo la possibilità di riuscire a risolvere le criticità più grosse. L'ordinanza che è stata emessa di concerto con il sindaco, perché abbiamo valutato una serie di esigenze reali da parte dei cittadini e soprattutto abbiamo valutato anche con il nuovo appalto alcune cose sono stridenti, verrà modificata nel senso di eliminare il conferimento alle 11 di sera in zone dove assolutamente non ha nessun senso ed agevolare i cittadini virtuosi, perché chi sbaglia sarà avvisato e straavvisato, non ci sarà una sanzione di tipo persecutorio. Ognuno avrà la possibilità di poter capire che sta commettendo un errore e di correggersi. L'importante è che la gente comprenda che la differenziata bisogna farla nel migliore dei modi, perché ogni errore ci costa centinaia di euro e costa direttamente ai cittadini che poi lo pagano in bolletta. Meno si sbaglia, più si differenzia, più si risparmia e meno sarà la bolletta dell'anno prossimo. E questo è l'impegno che stiamo assumendo anche nel corso di questa assemblea. Ci sono state delle critiche anche da parte della consigliere comunale Carlisi per il nuovo bando? E allora il nuovo bando può avere anch'esso dei limiti, però dobbiamo andare sempre per gradi. Io ritengo che sia un passo avanti importante in questa fase che abbiamo di consolidamento della differenziata. Poi possiamo fare delle revisioni attraverso il quinto d'obbligo, attraverso tutto quello che potrà essere adoperato per migliorare il sistema.